Buonasera, ben ritrovati, altro appuntamento, inizia una nuova settimana, l'appuntamento è quello del lunedì, dal lunedì al venerdì, l'appuntamento giornaliero con Veneto Globe Sport, naturalmente sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Ci trovate anche sul canale del digitale terrestre 813, per il momento soltanto per la intera provincia di Belluno, al più presto per tutto il Veneto. Una settimana che inizia con molti risultati, tra l'altro piacevolmente favorevoli ai colori italiani. Andiamo a ricordarli subito. Europei a Glasgow, tra le molte medaglie conquistate a questi europei spicca per noi trevigiani, coneglianesi in particolare, il bronzo di Alessandra Patelli, che compie un miracolo insieme alla compagna Bertolasi, tornando sul podio dopo un anno di stop che lei ha utilizzato giustamente per laurearsi. Bronzo anche per Enrica Piccoli, altra trevigiana che nel sincro a squadre porta a casa appunto la medaglia di bronzo. Nel ciclismo invece grandissima soddisfazione, grandissima prova di Marta Bastianelli, che ha vinto l'europeo, e per lei è una rivincita vera e propria, perché pensate, 11 anni prima aveva battuto la Vos nei mondiali, 11 anni dopo ribatte nuovamente l'olandese Vos, questa volta negli europei. Parliamo di due ruote, ma con il motore MotoGP in Repubblica Ceca, a Brno, dove a vincere è stata la Ducati, che ha fatto un primo posto con Dovizioso, un secondo posto con Lorenzo e un terzo posto lo ha totalizzato Marquez. Gran finale per Rossi invece, che risale al quarto posto, un quarto posto che gli regala punti importanti per la classifica del mondiale. Nel calcio adesso la notizia è quella sicuramente del rientro tra i rossoneri di Paolo Maldini, riportato 9 anni dopo da Leonardo in rossonero. Sarà direttore dello sviluppo strategico. Il mercato si chiuderà il prossimo 17 agosto. Le big vanno all'assalto per gli ultimi colpi che riguardano giocatori importanti, a partire dal croato Modric. Poi c'è Pjanic e poi c'è Milinkovic. In campo anche nel weekend molte squadre venete. Cominciamo con i risultati, li ricordiamo: Verona batte Juve Stabia 4-1, Padova batte Monza 1-0, a Palermo batte Vicenza 8-7 dopo i calci di rigore. Venezia che in casa invece cede al Sud Tirol all'89esimo per 1-0. A Pescara passa il Pescara per 6-5 sul Pordenone. I due trevigiani si sono affrontati, Pillon da una parte e Tesser dall'altra, sono voluti però i calci di rigore. Ed infine Cittadella batte Monopoli 1-0. E adesso parliamo di calcio che ci riguarda da vicino, che ci riguarda le nostre trevigiane. Si parla di Serie D, si parla di Montebelluna. La compagine del presidente Brombal e del tecnico Feltrin ha giocato sabato mattino allo stadio di Via Biagi contro la Primavera della Sampdoria, vincendo per 2-0. Era la prima sgambata per gli uomini di Feltrin che abbiamo sentito poco prima dell'inizio della gara, ma l'inizio era fatta, la notizia era proprio l'ufficialità della Serie D che volevamo sentire, volevamo testimoniare con lo stesso Checco Feltrin. Eccolo. E allora Checco, è Serie D? È Serie D, come avevo già un attimino preannunciato. Sì, oggi facciamo la prima sgambata contro un avversario sicuramente tosto, sicuramente una buona squadra. Vedremo un attimino di mettere in pratica quelle 2 o 3 cose che abbiamo preparato fino ad oggi, e di conseguenza vediamo anche che i ragazzi comincino a conoscerci. A conoscersi. Siete dal 23 in allenamento, quindi sì, come loro, siamo lo stesso giorno, siamo partiti assieme, quindi loro hanno già un amichevole sulle gambe. E per noi è proprio la prima uscita, quindi sarà tutto da vedere, insomma, ancora in cantiere. Hanno qualche anno in meno, qualcuno, ma insomma. Qualcuno, non tutti. Perché voi siete giovani. Appunto. Checco, in bocca al lupo, Grazie. buon lavoro la prossima settimana.
Prossima settimana abbiamo 2 impegni, giovedì e sabato con l'Istrana, giovedì e sabato a Martellago, dove faremo ruotare tutta la rosa con un tempo un po' più lungo di quello di oggi, perché oggi faremo 45 minuti tutti, mentre tra giovedì e sabato magari un'ora e qualcosa a un gruppo e un'ora e qualcosa poi all'altro. Ma l'importante è la Serie D. Certo, sicuramente. Bocca al lupo. Crepi. È una Serie D che finalmente è arrivata ufficiale, insomma, a Montebelluna, quindi complimenti. Facciamo un bilancio anche sul campionato di eccellenza, dove le trevigiane hanno cominciato a lavorare da circa una settimana e mezza. Giorgione, tornato in campo nel fine settimana contro il Sandonà, che rifila ai castellani 3 gol, facendo capire al Giorgione che bisognerà muoversi forse ancora sul mercato. In allenamento la Liventina di Rorato, che dopo gli allenamenti in sede di questa settimana, la compagine del presidente Foscan e del tecnico è partita per un mini ritiro in altura a Preone, vicino ad Ampezzo, dove resterà fino a mercoledì, quando alle 18 affronteranno il Charlins Muzzane nella prima uscita. Si è riunito anche il Treviso con il mister Graziano. I biancocelesti si sono ritrovati a Silea, tra l'altro sabato, per la prima amichevole stagionale e hanno affrontato il Chions di Serie D, perdendo per 3-0, ma cominciando a capire quali saranno o meno i giocatori su cui insistere per la prossima stagione, come ci conferma mister Graziano, che abbiamo sentito prima dello stesso match. Mister, siamo alla prima partita, alla prima uscita per il Treviso. Sì, noi abbiamo iniziato lunedì, stiamo facendo un allenamento, stiamo lavorando parecchio e stiamo lavorando soprattutto perché la squadra è completamente nuova e quindi anche per cercare di conoscere i giocatori che abbiamo e quelli che abbiamo in prova. Abbiamo voluto fare parecchi amichevoli proprio perché è dal campo che vedi poi dove puoi migliorare, e questa amichevole subito dopo 4 allenamenti ci serve anche per vedere un po' i ragazzi che abbiamo in prova se possono rientrare nel nostro progetto oppure no. Anche perché siete sempre stati in bilico, no? Non sapevate ancora il campionato, poi tutte queste cose. Adesso finalmente siete stati certificati. Che campionato sarà? Abbastanza duro, perché da quello che si dice. Allora, il campionato di eccellenza quest'anno veramente ci sono delle squadre attrezzatissime. Io ho parlato anche con altri allenatori che conosco di categoria e addirittura ci sono molte squadre che hanno scelto di allenarsi il pomeriggio in eccellenza, che non è proprio facile trovarne. È un campionato competitivo come il campionato di interregionali, di Serie D o comunque il campionato di promozione. Bisogna essere bravi e dare il massimo, allenarsi bene e cercare di capire dove poter migliorare. Si dice 17 squadre, 4 retrocessioni e tra le favorite chissà perché vi mettono dentro. Io non ritengo di essere Treviso una delle favorite. Ripeto, per me il Treviso è l'anno zero. Quest'anno ci troviamo meritatamente secondo me in una categoria superiore rispetto all'anno scorso, però a differenza di altre squadre, faccio un esempio, la Luparense che ha mantenuto comunque una struttura dell'anno scorso, noi abbiamo perso quasi tutti i giocatori e quindi stiamo ripartendo da zero. Noi abbiamo tenuto 4 giocatori, o meno, sono rimasti 4 giocatori, ma il resto è tutto nuovo. Le favorite secondo me sono altre. Noi dobbiamo lavorare, cercare di arrivare al nostro massimo il prima possibile, già alla prima di Coppa e alla prima di campionato, capire, questo è compito mio, capire meglio come poter far sfruttare al meglio le qualità dei giocatori e cercare di fare il meglio possibile partita dopo partita. La somma dei punti può fare la salvezza, può fare i playoff, può fare la promozione, ma è un obiettivo che secondo me sento tante dichiarazioni, però secondo me è sbagliato promettere vinceremo il campionato. Vediamo, andiamo con calma, vediamo i giocatori che abbiamo, cerchiamo di farli crescere, cerchiamo di dare il massimo e poi vedremo partita dopo partita. Dopo questa partita, mister? Come programma? Beh, dopo questa partita ci ritroviamo ad allenarci, fra mercoledì faremo un'altra amichevole, un allenamento al giorno perché il caldo è pazzesco, è un allenamento un po' più lungo, abbiamo deciso di farne uno, parlando anche col preparatore, e avanti così.
Abbiamo altre 4 amichevoli e cerchiamo di mettere benzina dentro e migliorare un po' la qualità in campo e vedere già in queste partite magari cosa ci serve per mettere a posto la squadra. Buon lavoro perché non mancherà. Grazie, salve. Grazie mister. Era mister Graziano del Treviso. Dopo la partita vi ricordo il Chions ha vinto per 3-0. Già al lavoro Vittorio Veneto, Eclisse Careni Pivigina, Union QDP, Porto Mansuè, Union Pro, Nervesa della Battaglia. Oggi le ultime due si ritrovano alle 18, Istrana con il nuovo tecnico Bonaldo e il Lia Piave del riconfermato Tossani, entrambe alle ore 18. Attacca anche la promozione veneta, sono 4 le squadre che iniziano quest'oggi, sono il Conegliano di Moscon, il Fontanelle di Soldan, l'Opitergina di De Pieri e il Prodeco Montello di Marchetti, nonché il Vazzola di Gallonetto. Poi via via tutte le altre con il Cornuda che ha finalmente deciso di partire e di comprare qualche giocatore e a breve comunicherà anche il nome del nuovo allenatore. Lasciamo il calcio, di cui abbiamo parlato abbondantemente in apertura, e diamo un'occhiata alla TVB Basket Treviso che ha completato il suo roster con gli ultimi acquisti, le ultime presentazioni al Palazzetto di Sant'Antonino, dove il 20 agosto si ritroverà la squadra per l'inizio della nuova stagione. Poi mini ritiro a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, la prima amichevole il 4 settembre a Pieve di Soligo contro Udine. Andiamo a parlare con il direttore sportivo Andrea Gracis proprio di questa stagione e di questo periodo che per lui sicuramente per la società è stato di molto lavoro. Sentiamolo. Con Tomassini, Andrea, si chiude la carrellata di acquisti di italiani almeno. Sì, Giovanni è l'ultimo, a parte Domines Barnett, l'americano, che arriverà direttamente per il raduno. Quindi ormai adesso lasciamo le varie presentazioni, l'obiettivo è 20 agosto. Obiettivo 20 agosto, i ragazzi hanno anche un programma, il preparatore li sta contattando uno per uno perché arrivino pronti, preparati a raduno, quindi avranno le loro giuste vacanze ma dovranno essere pronti quando riniziamo. Sbaglio o ti vedo più sereno, più tranquillo rispetto agli scorsi anni? No, beh, diciamo, c'è sempre un momento in cui senti che hai fatto tutto il possibile, insieme ovviamente all'allenatore, alla società, per costruire una buona squadra. Poi rimane lì sulla carta e la curiosità di vederli insieme, vedere come questi ragazzi riescono a interagire fra loro, a giocare insieme e conoscere anche l'allenatore, perché lo conosciamo solo per fama, per quello che ha fatto ovviamente, e non abbiamo il pregressi con Pillastrini, quindi è una novità anche l'allenatore, però siamo, ripeto, soddisfatti perché abbiamo cercato di fare il meglio possibile per quello che potevamo, insomma, per costruire una buona squadra. Quindi 20 agosto raduno qui a Sant'Antonino, poi partenza per la montagna, 5 giorni a Domegge? No, rimarremo qui ancora per qualche giorno, cominciamo il 21, poi il 29 partiamo per la montagna, staremo 5 giorni, il 2 rientreremo e poi il 2 di settembre e poi subito il giorno 4 l'amichevole a Pieve di Soligo contro Udine. Beh, allora buon lavoro. Grazie, grazie. Buon lavoro quindi anche ad Andrea Gracis, che adesso farà un po' di ferie meritatissime, poi il 20 agosto il ritrovo con tutta la squadra e tutta la società. Ci siamo quasi alla fine, siamo quasi arrivati alla fine e parliamo di Benetton Rugby, che dopo le sedute in altura a Calalzo riprende ad allenarsi alla Ghirada. Da oggi infatti coach Crowley comincerà a spingere sull'acceleratore per la prima serie amichevole stagionale fissata per il 10 agosto prossimo a Monigo contro il Worcester Warriors. Poi il venerdì successivo sarà la volta dei Leicester Tigers. Intanto arrivano anche le date del Pro 14 Benetton. L'esordio per la Benetton sarà in Galles il 1° di settembre.
Si parla anche di Imoco Volley Conegliano, si parla di Santarelli, neo allenatore tra l'altro della Croazia e continuerà ad essere allenatore naturalmente dell'Imoco Volley Conegliano, l'Imoco che alla prima di campionato se la vedrà in casa il 28 ottobre precisamente contro la Pomica Salmaggiore. Riposo alla seconda giornata, terza giornata invece a Monza contro la Saugella e poi 2 turni interni alla quarta contro Novara e alla quinta contro Bergamo. Date ed orari comunque saranno soggetti a cambiamenti, soprattutto per esigenze televisive ed impegni vari. Si sta muovendo anche la nazionale di Mazzanti che è radunata e comincerà domani già con le prime amichevoli in vista del Mondiale. Bene, con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato a Veneto Globe Sport, l'appuntamento sulla nostra web tv venetoglobe.com, sul canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare per tutto il Veneto nei prossimi mesi. Per noi è tutto, ci risentiamo domani, vi auguro una piacevolissima serata.